Una persona vera, autentica e soprattutto semplice nel suo modo di essere, buono, generoso, tanto generoso. C'è un dolore enorme e composto nelle parole di Marisa Tiatto, la moglie di Beniamino Carlesso, il 70enne di Loria trovato senza vita in un canalone nella valle dell'Astego sul Grappa. L'uomo, grande esperto di montagna, aveva intrapreso domenica una camminata dopo aver descritto alla moglie il suo percorso come faceva sempre. Sarebbe dovuto rincasare nel pomeriggio, ma qualcosa è andato storto. Non vedendolo rientrare è stato lanciato l'allarme, sono partite le ricerche anche con l'utilizzo dei droni sino alle 3 di notte, quando il corpo senza vita dell'escursionista è stato recuperato. Pare abbia cercato di superare una delle slavine che avevano coperto uno dei sentieri che stava percorrendo, ma sarebbe scivolato facendo un volo di almeno 150 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. Una persona ben voluta da tutti, schiva ma con un grande cuore, ricordano i figli di Beniamino Carlesso, Francesco e Andrea. Il nostro papà era una persona di fatti che si spendeva per gli altri, per la famiglia in primis. Ci ha trasmesso tanti valori e noi insomma li portiamo nel cuore. Cominciare dalla montagna? A cominciare anche dallo sport, dalla montagna, sì. Il paese è sconvolto, ci dice il medico di base di Carlesso, il dottor Claudio Spinello. Se parlavi di montagna gli si illuminavano gli occhi, era un piacere sentirlo, ascoltarlo, conosceva tutti i sassi, tutti i percorsi, quindi secondo me è la casualità, non può essere un'imprudenza. Era troppo bravo, è troppo preciso, troppo meticoloso sulle sue cose. Ed è l'amico del calcio, Elvio Basso, che racconta le sue grandi doti come portiere. E lui era fortissimo perché alla fine era chiamato Ragno Nero perché assomigliava a Cudicini degli anni 70-75 del Grande Milan. Beniamino Carlesso ricoprì anche la carica di consigliere comunale sotto il primo mandato dell'allora sindaco Roberto Vendrasco. Tutte le mattine andava in bicicletta nello stesso bar, si sedeva allo stesso posto e ordinava sempre lo stesso caffè macchiato, leggendo il giornale. Mancherà? Abbastanza. Infatti questa mattina pensavo di vederlo perché ogni mattina, e poi ho sentito la notizia. Il funerale di Beniamino Carlesso sarà celebrato mercoledì 11 febbraio alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Loria.